Adesso però vi vogliamo vedere più presenti perché Elliot noi la vogliamo vedere più spesso. Sono Davide, Dave, che ormai è parte della nostra scuola domenicale, e Matalin ed Elliot, Joy. Chiediamo adesso loro di testimoniare, poi pregheremo per la piccolina. Pace a tutti. Vogliamo ringraziare il Signore con adesso lo leggo qua, posso? Okay. Il Salmo 103 dal versetto 1 al versetto 4. Ok, benedici anima mia il Signore e tutto quello che in me benedisca il suo santo nome. Benedici anima mia il Signore e non dimenticare nessuno dei suoi benefici. Egli perdona tutte le tue colpe, risana tutte le tue infermità, salva la tua vita dalla fossa, ti corona di bontà e di compassione. Vogliamo ringraziare il Signore proprio per tutto quello che fa per noi, per la nostra famiglia. Non è stato una passeggiata, però il Signore è stato fedele, è stato presente in ogni passo durante la gravidanza. Ho visto la sua mano, era difficile, però è stato presente, mi ha dato il tempo di passare più tempo davanti a Lui. E quando è nata Eliette, anche lì ho visto la sua fedeltà, ho visto la sua mano, ma risanata, proprio letteralmente, perché è stato un momento veramente difficile, però il Signore mi ha dato un marito molto, molto buono, che posso dire così, non so che parole usare, però per dire è stato un uomo presente. Quando non potevo accudire la bambina è sempre stato lì e è stato veramente un bel momento e vorrei ringraziare il Signore per quello, per tutto quello che fa per la nostra famiglia. Amen. Pace a tutti, volevo anch'io ringraziare il Signore da parte mia personalmente perché in questo anno è stato sempre fedele e fantastico, ci ha aiutato in tutto, proprio in tutto, anche al lavoro mi ha permesso di fare le notti così da poter esserci tutti i giorni per mia moglie, per la bambina, è veramente un Dio fantastico. Io non sono di molte parole e quindi faccio sempre fatica a testimoniare, però Dio merita tutto il nostro amore e non c'è niente di più grande di Lui. Quindi ringrazio ancora per la gioia e il dono che ci ha dato. Ringrazio anche le famiglie che sono venuti e ringrazio tutti voi perché il vostro calore l'abbiamo sentito, nonostante noi spesso non siamo molto partecipi. Comunque vi ringrazio e pace a tutti. Sta cercando qualcosa che io non posso darle. Leggo da Matteo capitolo 18. In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: «Chi è dunque il più grande nel regno dei cieli?» Ed egli, chiamato a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: «In verità vi dico, se non cambiate e non diventate come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli». Vuoi tenerla un attimo? Però poi me la ridai. Guardatevi dal disprezzare uno di questi piccoli, perché vi dico che gli angeli loro nei cieli vedono continuamente la faccia del Padre mio che è nei cieli. E così il Signore, il Padre vostro che è nei cieli, vuole che neppure uno di questi piccoli perisca. Quello che stiamo per fare non sostituisce, lo dico per le persone nuove qui questa mattina, non sostituisce
Dove mi porti, Elliot? Deve stare qui con me. Non sostituisce il battesimo dei bambini, perché non esiste nessun battesimo dei bambini, non è nella scrittura. Il battesimo va fatto in un'età in cui si può comprendere, si può accettare Gesù come Salvatore, si può scegliere. Tant'è vero che abbiamo alcune richieste di battesimi e dovremmo prossimamente organizzare un nuovo servizio di battesimi. Quello che facciamo adesso quindi non è la sostituzione. A volte, lo dico anche per qualche credente, a volte si invitano familiari, qualcuno addirittura fa i confetti. È solo una preghiera, non è un sacramento. Però visto che la preghiera è importante, noi vogliamo pregare per i nostri piccoli che sono parte del popolo di Dio. Sono parte del popolo di Dio anche se sono piccoli. Vi ricordo che nei grandi momenti di risveglio biblico, quando le guide del popolo chiamavano a raccolta il popolo, chiamavano grandi e piccoli. Grandi e piccoli. Uno dice, ma i piccoli non capiscono, fanno parte del popolo di Dio. Tant'è vero che quando Gesù doveva fare degli esempi, non li faceva con i grandi della terra, ma li faceva prendendo un piccolo bambino e mettendolo in mezzo ai discepoli. Adesso pregheremo. Se ha finito di mangiare, Elliot. Ha finito. Prima durante i cantici dormiva, poi quando ha sentito la mia voce ha iniziato a piangere, non so perché. Vi chiedo di chinare i vostri capi. Vogliamo pregare il Signore per la piccola Elliot. Signore, che gioia grande ci dai oggi di vedere una nuova piccolina tra di noi, una nuova vita, Signore, la sua bellezza, la sua spontaneità, Signore. Signore, la vediamo così piccola, così indifesa, ed è per questo che ti preghiamo per lei, Signore, che la tua mano la copra con la tua potenza, con la tua sovranità, Signore, e che tu la protegga da ogni pericolo. Sappiamo, Signore, che il mondo e la società in cui viviamo sono malvagi, Signore, ma sappiamo che tu ami i bambini in un modo particolare, sono davanti ai tuoi occhi, Signore. Ecco perché intercediamo sin d'ora per lei, per la sua vita, per la sua crescita, per il suo sviluppo. Proteggila, Signore. Proteggila da ogni male e da ogni pericolo, oh Dio. Ti preghiamo per la sua famiglia, per i suoi genitori, Signore, che possano essere genitori saggi, presenti, Signore, ma soprattutto genitori che abbiano il tuo timore, che lei possa respirare la tua parola, Signore, la tua presenza sin dai primi anni della sua vita. E un giorno, quando potrà comprendere, Signore, possa conoscere il tuo grande amore e riceverti come Salvatore. Signore, insieme a lei presentiamo tutti i nostri piccoli, Signore, i nostri fanciulli, i nostri ragazzi, i nostri adolescenti. Signore, proteggili. Signore, salvali. Signore, seguili in ogni luogo dove vanno. Signore, fa sentire loro la tua presenza, Signore, perché noi non riusciamo ad arrivare ovunque, Signore, ma tu li vedi sempre, oh Dio. E aiuta noi, Signore, a essere un esempio. Signore, non vogliamo mandarli nella tua casa, ma li vogliamo portare nella tua casa. Non vogliamo, Signore, indicare loro cosa fare, ma vogliamo che vedano in noi cosa significa camminare nelle tue vie. Signore, ti preghiamo per le famiglie, ti preghiamo per i genitori, ti preghiamo per il contesto familiare, Signore. Signore, illumina le nostre menti, perché nelle nostre case sia evidente che tu sei sovrano, tu sei il faro delle nostre famiglie, perché questo tempo è difficile, Signore, e ti confessiamo che parte della colpa è nostra, Signore. Signore, per il bene dei nostri figli, per il bene dei nostri piccoli, Signore, fa che la nostra vita splenda davanti a te. Questo ti chiediamo insieme, nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen.
Amen. Potete andare, lei rimane con me. No. Gloria a Dio. Vogliamo adesso raccogliere la nostra offerta prima di leggere la parola del Signore. Alleluia. Cantiamo il cantico 55. Vi faccio chinare di nuovo i capi, preghiamo anche per l'offerta. Signore, benedici il nostro cuore, che in questo momento provi gioia nel dare, considerando che quello che abbiamo tra le mani l'abbiamo ricevuto dalla tua provvidenza. E ti diciamo, Signore, con questa offerta che tu sei stato buono con noi fino al giorno di oggi. Tu sei fedele, Signore, e questo che ti facciamo lo facciamo con tutto il nostro cuore, nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen. Cantico 55. Che gioia è preparata in cielo per i redenti del Signor Gesù. Alleluia. Lo sposo siamo pronti ad incontrare, ecco dal cielo i viene. Gloria a Dio. Vogliamo leggere insieme la parola del Signore nel Vangelo di Matteo al capitolo 14. Leggiamo l'episodio in cui Gesù cammina sul mare dal verso 22 al verso 33. Gloria a Dio. Ci alziamo tutti in piedi per leggere la parola del Signore. C'è quest'ala che è quella degli adolescenti e ogni volta che chiudo gli occhi, quando li riapro, si rimescolano. Qualcuno che in prima fila è finito in terza, poi... Gloria a Dio. Questa è una storia conosciuta, Gesù che cammina sul mare, lo conosci Noemi?
La conoscete? Bene, dai, raccontamela. Sì, dai. Vabbè. La leggiamo allora. Matteo capitolo 14, verso 22. Subito dopo Gesù obbligò i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, mentre egli avrebbe congedato la gente. Dopo aver congedato la folla si ritirò in disparte sul monte a pregare. Venuta la sera se ne stava lassù tutto solo. Frattanto la barca, già di molti stadi lontana da terra, era sbattuta dalle onde perché il vento era contrario. Ma alla quarta vigilia della notte, circa alle 3 di notte, Gesù andò verso di loro camminando sul mare. E i discepoli, vedendolo camminare sul mare, si turbarono e dissero: «È un fantasma!» e dalla paura gridarono. Ma subito Gesù parlò loro e disse: «Coraggio, sono io, non abbiate paura». Pietro gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire da te sull'acqua». Egli disse: «Vieni». E Pietro, sceso dalla barca, camminò sull'acqua e andò verso Gesù. Ma vedendo il vento ebbe paura e, cominciando ad affondare, gridò: «Signore, salvami!» Subito Gesù stese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» E quando furono saliti sulla barca, il vento si calmò. Allora quelli che erano nella barca si prostrarono davanti a lui dicendo: «Veramente tu sei il Figlio di Dio». Preghiamo. Signore, parlaci attraverso questa storia della tua presenza così importante nella nostra vita. Signore, sei tu che metti pace al cuore e noi, Signore, vogliamo vedere te questa mattina. Ti prego, Signore, per quanti non ti vedono, per quanti non ti vedono più, Signore, per quanti non si accorgono della tua presenza, per quanti, Signore, mentre tu passi ti fanno andare oltre, per la tua parola, Signore, attraverso lo Spirito Santo, vogliamo vederti, vogliamo contemplarti, Signore, vogliamo affidare ogni cosa a te. Signore, aiutami a condividere la tua parola. Signore, lava il mio cuore, purifica le mie labbra, apri la mia mente, Signore, perché possa procedere in mezzo a noi la tua parola e non la parola di un uomo. Te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen. Potete accomodarvi. Questa storia è in mezzo alla moltiplicazione dei pani e subito dopo, se voi leggete, quando arrivano a terra, il Signore si trova davanti una folla di grande fede, tanta fede che quelli che toccavano la sua veste venivano guariti. E c'è scritto che tutti quelli che lo toccarono furono guariti. Questa era una fede simile alla fede che noi leggiamo nella storia della donna che aveva il flusso di sangue da 12 anni, che toccò il lembo della veste. Quindi il Vangelo ci dice che non solo quella donna, ma anche altri ebbero lo stesso tipo di fede. Se noi tocchiamo le vesti di Gesù, lo pregavano che lasciasse loro toccare almeno il lembo della sua veste, tutti quelli che lo toccavano erano guariti. Quindi noi abbiamo questi due scenari dove una gran folla preme, addirittura quelli della moltiplicazione, ci dicono altri evangelisti, che corsero a piedi lungo le rive del lago per arrivare dall'altra parte e raggiungere Gesù. E Gesù, dice Giovanni, li rimprovera dicendo: voi venite qui non perché vi interessano le cose spirituali, ma perché vi ho dato da mangiare e ne volete ancora. Quindi abbiamo questa folla di 10-15.000 persone che pressa Gesù e subito dopo quest'altra folla che per toccare il lembo della veste di Gesù, non è che si, immagino io, mettevano in fila con ordine, col bigliettino, è il tuo turno,
ma facevano in fretta, andavano contro Gesù, perché non volevano neanche che Gesù parlasse loro, dovevano solo toccare un piccolo lembo della veste. Quindi immaginate questa folla che vuole toccare Gesù. In mezzo c'è questa storia. E questa storia è una storia isolata. Gesù manda avanti i discepoli in barca, lui si ferma per pregare. Ma pensavo, durante la moltiplicazione dei pani i discepoli aiutarono Gesù. Dopo, quando arrivarono dall'altra parte del lago, la situazione fu fuori controllo e i discepoli forse furono spinti, strattonati, allontanati. In altre parole, Gesù era tutto per le folle e non era dedicato ai suoi discepoli, non perché non volesse, ma perché c'erano altre priorità. E ai discepoli chi pensava? Infatti in questa storia sono i discepoli a essere in difficoltà. A volte pensiamo che quando serviamo il Signore noi dobbiamo mettere da parte che siamo bisognosi, che abbiamo delle esigenze, che abbiamo dei problemi, perché ci sono le folle che hanno problemi maggiori. Allora il Signore pensa alle folle e se pensa a noi pensa soltanto come strumenti per Lui. Ma questa mattina il nostro cuore sia consolato se stiamo servendo il Signore, perché il Signore si occupa anche di noi. Anche se noi serviamo il Signore, anche se la nostra vita è spesa dietro il Signore per servire le folle che hanno bisogno di una parola da parte di Dio, Dio conosce il nostro bisogno. E infatti quel Gesù che era assorbito dalle folle, Gesù dice un altro Vangelo che racconta questa storia, che vide, mentre era in preghiera sul monte, vide i discepoli che nella barca erano in difficoltà. Il Signore, se tu lo stai servendo, vede se sei in difficoltà. Il Signore si prende cura di tutti noi, si prende cura di noi in un modo amorevole. Questa che noi leggiamo non è una tempesta. Ci viene detto da tutti i Vangeli che la riportano questa storia, che qui non siamo davanti a quella tempesta che stava buttando giù la barca, ma semplicemente i discepoli stavano facendo fatica. La loro strada era rallentata da un vento contrario che chiaramente alzava le onde e mentre loro remavano in una direzione il vento premeva nella direzione opposta e quindi loro si trovavano a remare, a faticare nel cuore della notte con le onde alte e facevano fatica. Perché a volte la nostra vita non è necessariamente una tempesta che ci porta sull'orlo della morte, ma semplicemente è un vento contrario. C'è qualcosa che soffia in direzione opposta alla nostra e appesantisce il nostro andamento, rallenta il nostro tragitto, proprio come stava avvenendo per i discepoli. Gesù si cura anche di questo. Gesù non dice, ma guarda che non è una tempesta, ci metterai un'ora in più ma arriverai, coraggio, forza, vai avanti. Gesù conosce il nostro cuore e vede quando siamo appesantiti, lo vede e viene a noi, perché quando siamo in difficoltà è di Gesù che abbiamo bisogno. E senza Gesù noi ci troviamo in difficoltà. Quindi questa mattina l'invito della parola del Signore, a noi che siamo nel servizio, coinvolti nelle vie del Signore, a noi che pensiamo che sembra sempre che la priorità sia ad altri, a noi che pensiamo che in queste onde e questo vento contrario ce la dobbiamo cavare da soli,
perché il Signore è lontano, la parola dice: Gesù ci vede, Gesù è con noi, Gesù sa quello che stiamo provando, sa quello che stiamo faticando per andare avanti, ma noi dobbiamo dire che senza di Lui rimarremo in difficoltà. Noi vogliamo che Gesù sia con noi. Vi vorrei parlare di Pietro, di cui solo Matteo parla. Ne parla Marco di questa storia, e molti che dicono che Marco sia la versione della storia di Gesù di Pietro, e ci incuriosisce il fatto che Marco non lo riporta, perché credo che Pietro non si vantò di quella storia. Però questa mattina io voglio spezzare una lancia a favore di Pietro. Intanto perché Pietro è uscito dalla barca e gli altri no. E questa è tanta roba, Perché molti dalla barca sono subito capaci di dire: ecco, non hai avuto fede, il Signore ti ha rimproverato. Sì, ma intanto lui è sceso dalla barca. E quindi spezziamo una lancia a favore di Pietro. Però vogliamo parlare di questo discepolo che fece una richiesta. Quando vide Gesù, ci dice un altro Vangelo che Gesù fece come per andare oltre la barca. Quindi lui li raggiunse e andò oltre. Non li raggiunse per dire: sto arrivando, aspettatemi, sono in ritardo. Voleva forse arrivare a piedi dall'altra parte. Ma fece così, ma i discepoli lo fermarono subito, quello che dobbiamo fare anche noi. Perché sapete, a volte il Signore cammina, si avvicina a noi, ma non si ferma, perché vuole che gli chiediamo di fermarsi. Signore, ti vedo che ti avvicini, fai tu, questa è la mia vita, tu conosci. Se noi diciamo così, quando il Signore con le onde alte, il vento contrario si avvicina a noi, se noi diciamo così, Lui va oltre. Il Signore vuole che noi lo invochiamo. Il Signore vuole che noi gli chiediamo di fermarsi con noi. Ma non lo sa il Signore che siamo in difficoltà? Certo che lo sa. Ma se noi non glielo chiediamo, Lui andrà oltre. Perché ci sono sicuramente altri bisogni. Noi vogliamo però che si fermi con noi. Pietro fece una richiesta. Signore, calma il vento, perché stiamo facendo fatica. Non fu questa la richiesta di Pietro. Signore, se sei tu, comandami di venire da te sull'acqua. Pietro, tu devi mettere le giuste priorità. Qui c'è un problema. Non devi pensare solo a te, devi pensare anche a noi che siamo tuoi fratelli, compagni di servizio, discepoli con te di Gesù. Qui c'è il vento contrario, non vedi che noi esperti marinai stiamo navigando da ore e non arriviamo ancora alla meta? Pietro, la richiesta giusta è: chiedi al Signore di calmare il vento. Invece Pietro fece un'altra richiesta. Signore, il vento è contrario, stiamo facendo fatica, le onde sono alte, ma io che ti sto vedendo in questo momento, in questa difficoltà, ti chiedo una sola cosa: comandami di venire da te sull'acqua. Attenzione, non disse Pietro: comandami di camminare sull'acqua, comandami di venire da te sull'acqua. Ecco perché questa mattina io voglio parlare a favore di Pietro, perché chiese con il vento contrario nella sua barca: Signore, per me, se ti vedo, se sei qui vicino a me, con il vento contrario, con le onde alte, per me è meglio, piuttosto che stare in questa barca, venire da te. Comandami di venire da te sull'acqua. Pietro fece una meravigliosa richiesta. Signore, a me della barca non importa,
ma non mi importa neanche di sapere come farai. Se in mezzo a un mare agitato c'è una barca e ci sei tu fuori dalla barca, io scelgo te, Signore. E io credo che noi naturalmente sceglieremmo la barca. Nel nostro gruppo di preghiera mercoledì si parlava di avere Gesù sulla barca, sì. Ma quello che è importante nella nostra vita è Gesù, non la barca. E se Gesù è sulla barca, noi abbiamo barca e Gesù. Ma se Gesù non è nella barca, tra le due scelte, noi vogliamo scegliere Gesù. Amen. Gesù è l'ancora di salvezza. Gesù è la roccia stabile su cui possiamo poggiare i nostri piedi, non le barche delle nostre soluzioni. Pietro fece una straordinaria richiesta. Se sei tu, comandami di venire da te sull'acqua. Fratello, sorella, amico che sei qui per le prime volte e che hai un vento contrario in questo periodo della tua vita, fai la richiesta di Pietro. Vai a Gesù, scegli di andare al Signore più che ogni altra cosa, più che ogni altra soluzione. Ma parliamo della richiesta di Pietro. Signore, se sei tu, voglio camminare sulle acque. Non fu questa la richiesta. Signore, se sei tu, fammi camminare sulle acque. Non fu questa la richiesta. Signore, se sei tu, ordinami. Dammi un ordine. Comandami di camminare sulle acque. Non so se ci avete mai meditato su, ma è una richiesta di un uomo che conosce il Signore. Signore, io non voglio fare cose. Io non voglio camminare sulle acque. Io voglio che tu me lo ordini. Io voglio ubbidire a te. E se tu non me lo ordinerai, io non verrò. Io non camminerò. So che tu lo puoi fare. Ma quello che io ti chiedo non è di camminare sulle acque, ma che tu me lo ordini. Io voglio ubbidire a te. E so che tu forse mi chiederai di fare delle cose soprannaturali, ma le farò se me le chiedi tu. Signore, se sei tu, comandami di venire da te sull'acqua. Sapete, è nell'ubbidienza che noi possiamo camminare sulle acque. Signore, fammi camminare sulle acque perché ho una difficoltà, perché ho un problema. Cammineremo sulle acque solo attraverso la strada dell'ubbidienza. Pietro non scese, non alzò la gamba per scavalcare il bordo della barca e dire: Signore, vengo perché ci sei tu. No, Signore, io non lo posso fare. Questa non è una cosa mia, non mi appartiene. Io non farò un passo. Cito un altro passaggio della Bibbia che prego che voi ricordiate. Io non mi muoverò, non muoverò un passo se non ci sei tu. Ma se tu me lo ordini, io verrò. Se tu mi dai un comando, io lo farò. A volte noi usciamo dalla barca e andiamo giù a picco e diciamo: ma come? Ho visto il Signore camminare sulle acque. So che Lui lo può fare. Lui è lo stesso ieri, oggi, ne te lo citiamo la parola. Lui è l'Onnipotente. Lui, se può, mi può sostenere. Io scendo dalla barca, vado da Gesù, sarà felice di sapere che c'è uno che vuole andare da Lui. Ma Pietro aveva un cuore diverso.
Signore, io non lo posso fare. Io posso fare solo una cosa: ubbidire a te. Ma se tu mi comandi di venire sulle acque, io lo farò. Che poi c'è l'altro aspetto, no? Il Signore lo comanda. No, Signore, ma non mi fido, non l'ho mai visto. Pietro aveva un cuore straordinario, stava rivelando davvero. Questo è il Pietro che dopo aver rinnegato Gesù, quando vede da lontano quell'uomo che li aveva mandati di nuovo a pescare e hanno la pesca miracolosa, e lo vede da lontano e Giovanni gli dice: è il Signore. Questo è il Pietro che si butta in acqua per correre da Gesù a nuoto. Questo è il Pietro che conosce il Signore e sa che non si cammina sulle acque così, non si vede la gloria del Signore così, ma la si vede soltanto nell'ubbidienza. E quanto è vero che noi abbiamo bisogno a volte di camminare sulle acque, ma non lo facciamo quando il Signore ce lo dice. Signore, ordinami. E l'ordine fu semplice. L'ordine fu semplice. Io ti ordino nel nome dell'Eterno degli eserciti, per la sua fedeltà, di fare questo. Quando tu avrai visto che nella tua vita ci saranno le condizioni, vieni, perché basta una parola di Gesù e noi possiamo camminare sulle acque, ma quella parola ci deve essere. Amen. Quante scelte abbiamo fatto, a volte così impegnative, che abbiamo detto: questo è come un mare agitato, ma io credo che camminerò nelle acque. E quante volte abbiamo davvero dovuto tornare indietro con la testa bassa, umiliati, dicendo: ho fatto una scelta che ha portato soltanto del danno, perché il Signore non aveva detto vieni. Questa mattina vogliamo dire: Signore, io mi trovo in difficoltà, comandami qualcosa, io lo farò, perché so che il tuo ordine mi farà camminare sulle acque. Alleluia. Ma Pietro vide il vento, si spaventò, ebbe paura e cominciò ad affondare. Vi faccio notare anche questa cosa. Quando siamo sulle acque, si va giù. Si va giù. Invece è scritto che cominciò ad affondare, come se le acque fossero tipo delle sabbie mobili. Naturalmente sarebbe andato subito giù. Invece iniziò a vedere che dalla pianta l'acqua arrivava alla caviglia, dalla caviglia allo stinco, dallo stinco al ginocchio, cominciò ad affondare. Anche quello era un miracolo. Che l'acqua era più solida di quello che è di solito. Cioè il Signore non lo stava mandando giù. Pietro si stava accorgendo che stava andando giù, ma anche nel suo difetto di fede, anche nel suo venir meno nella fiducia nel Signore, Dio ancora gli stava facendo vedere un miracolo nella sua vita, perché non lo stava facendo andare giù. E gridò: Signore, salvami. E li dubitò, iniziò a sprofondare, ma anche nello sprofondare poteva vedere che il Signore stava operando nella sua vita, gli stava dando il tempo di gridare, il tempo di chiamare il Signore. E il Signore lo salvò. E il Signore lo salvò. Erano in difficoltà i discepoli. E sapevano che arrivando a riva di nuovo ci sarebbero state di nuovo le folle, un momento per loro, un momento per la loro difficoltà. E se davanti al Signore si fossero visti nudi e difettosi, accadde proprio così. Pietro si rivelò per l'ennesima volta mancante.
ma Gesù era per loro, lo salvò. Quando scopriamo di avere una fede carente, Gesù è ancora per noi. Gesù è ancora lì a sostenerci, a salvarci, perché era lì per loro. Amico, che forse vedi e conti le delusioni e i fallimenti, fratello, sorella, che pur cercando di ubbidire al Signore, vedi che vieni meno. Gesù è qui per noi, per salvarci. Ci salverà ancora, avrà pietà di noi, perché Dio non si stanca di perdonare. Dio non si stanca, ci salverà ancora. Alleluia. E mentre forse per la mancanza della nostra fede stiamo andando giù a picco, consideriamo una cosa, che il Signore sta ancora compiendo un miracolo, ci sta facendo andare giù piano piano, perché ci dà il tempo di gridare a Lui. Gridiamo al Signore, Egli ci salverà. Dicevo, Gesù era per i discepoli. C'è un quarto aspetto che ci deve incoraggiare. Appena salito sulla barca, avvennero delle cose straordinarie. Appena salito sulla barca, e qui il Signore non è che fece come in altre circostanze, non avvenne nulla, fu la sua semplice presenza. Appena salì sulla barca, il vento si calmò. Dice un altro Vangelo, appena saliti sulla barca, se voi andate a vedere nelle cartine che forse avete anche nelle vostre Bibbie, avevano fatto qualche chilometro, ma dovevano compiere dai 10 ai 15 chilometri per arrivare dall'altra parte, quindi probabilmente erano al centro del lago. Quando Gesù salì sulla barca, subito la barca toccò terra. Straordinario, un miracolo. Gesù spostò, senza che se ne accorgessero, la barca a riva, e nel frattempo videro il vento calmo, in un istante. Quando Gesù è con noi, le difficoltà vengono superate. Amen. Appena salito sulla barca, la barca toccò terra. In qualsiasi modo che Egli ci chiami a camminare sulle acque, che Egli salga sulla barca, che siamo al centro della difficoltà o che siamo verso riva, in qualsiasi modo noi ci troviamo, quando Gesù si avvicina a noi, Egli ci fa superare le difficoltà. Se sei in difficoltà, è di Gesù che hai bisogno. Neanche della soluzione, perché tu non sai come risolverà il Signore il problema. Ti chiederà di camminare forse, non è un problema, non avrai più paura del vento. Ti chiederà forse di farlo salire sulla barca, non è un problema, calmerà il vento. O forse stai dicendo, Signore, non ci voglio più stare in questa situazione. Se lo fai avvicinare a te, forse ti farà toccare terra. Non è importante come risolve il problema il Signore, quello che è importante è che Egli sia con noi. E questa mattina lo vogliamo vedere, perché è vero che Egli vuole che noi lo seguiamo per servirlo, ma è altrettanto vero che mentre lo serviamo, Lui continua a prendersi cura di noi anche nelle nostre difficoltà. Noi dobbiamo vedere Lui e quando l'abbiamo visto lo vogliamo chiamare. Ci alziamo in piedi, vogliamo farlo in questo momento.